ci mettiamo il nostro, come a Mestre in via Piave ci stiamo mettendo il nostro per riportare la gente in una via persa di Mestre, chiediamo lo stesso identico rispetto. Poter lavorare in sicurezza dovrebbe essere una condizione assodata, ma dopo l'accoltellamento fortunatamente lieve di un collega che si era lanciato all'inseguimento di un ladro al mercato di via Fapanni a Mestre, Gilberto Marcolin, presidente di Goia, gruppo organizzato indipendenti ambulanti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, arriverà in città a chiederlo personalmente al Comune di Venezia e per estensione al governo italiano. L'unico problema di questo governo è fare i bandi Bolkestein. Noi chiediamo sicurezza, la possibilità di poter lavorare. Chiediamo continuamente incontri con presidenti di regione, il sottosegretario Bitonci, ministro D'Urso, non abbiamo risposte. Tanto noi siamo quelli che lavorano in strada e possiamo continuare tranquillamente, secondo loro, a lavorare in strada, tanto abbiamo le ruote e quindi non abbiamo problemi. Ci stiamo stancando, veramente. Il ferito è un commerciante che si era lanciato all'inseguimento di un 22enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, poi fermato e denunciato dai carabinieri per rapina aggravata e lesioni. Aveva portato via un registratore di cassa. Tra coloro che sono accorsi per primi anche l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Il mercato, fatalità, quel giorno, il giorno che è successo ieri, c'era anche un'operazione in corso della polizia municipale con i controlli dei mercati. Quindi mi viene da dire che queste persone si sentono impunite perché con la polizia presente a fare lo stesso una rapina significa che queste persone veramente pensano che qui in Italia si possa fare di tutto. Marcolin ha chiesto un incontro urgente col sindaco Luigi Brugnaro e gli assessori competenti. A Mestre c'è stato un episodio simile circa una settimana, al massimo due, adesso non ricordo bene, sempre di mercoledì, dove un altro signore dell'Est Europa, mi sembra che sia, ha preso a pugni un nostro collega italiano perché non voleva dargli la merce al prezzo che pretendeva lui. Sono due episodi in un mese, non va bene.